Dallo stadio comunale in Raffadali un cordiale benvenuto da Davide Sardo e dal cameraman Simone Pietro Costanza alla derbissimo agrigentino del campionato di eccellenza, la quinta giornata, Raffadali contro Akragas. Un vero banco di prova per i biancoazzurri di Pino Rigoli in testa al torneo con 4 vittorie consecutive contro un Raffadali che sta disputando un ottimo avvio di campionato. 3 vittorie e un pareggio per la squadra di Gaetano Longo, l'ultima vittoria domenica scorsa sul campo del Monreale per 3-0. Gradinata stracolma di spettatori, i tifosi del Raffadali sono alla sinistra dei vostri teleschermi, mentre i tifosi dell'Akragas sono alla destra. Le formazioni in campo, entrambi gli allenatori hanno scelto la formazione tipo. L'Akragas di Pino Rigoli in maglia bianco-azzurra scende in campo con Russo in porta, Morgana, Letto Aprile, Vindigni, Fallea, Bonaffini, Pellegrino, Contino, Arena, Criniti. 4-3-3. Il Raffadali in maglia giallo-blu presenta in porta Barbello, poi Indelicato, Randisi, Geraldi, Russello, Sireci, Venezia, Privitera, Carioto, Scifo e Galluzzo. L'allenatore del Raffadali è Gaetano Longo. Dirige il match il signor Barbuto di Vibo Valencia. Fischia Barbuto, parte Gioacchino Privitera, un tiro in porta, attenzione, Russo non la tiene, poi in 2 tempi fa il suo pallone. Brivido per l'Akragas dopo 3 minuti di partita, 0-0. Fallea. Il Raffadali aspetta sempre l'Akragas. Sono i biancoazzurri a fare la partita. Vindigni per Arena. La conclusione di Arena, palla sull'esterno della rete, applausi per il fantasista dell'Akragas. Sarà rimessa per i biancoazzurri. Quarto minuto del primo tempo, ancora 0-0 tra Akragas e Raffadali. Criniti entra in aria, ancora Criniti, il cambio gioco, attenzione, la conclusione e poi la parata di Barbello. Con le mani Randisi, Galluzzo. Privitera mette giù il pallone, il cambio gioco. Attenzione, la porta è vuota e Venezia fallisce il gol dell'1-0. All'8° minuto Raffadali vicinissimo al vantaggio. Poi Bonaffini vuole Morgana. Bonaffini non lo serve, lo prova a servire adesso, un passaggio stupendo per Morgana. Morgana non va, palla sul fondo. Applausi per l'Akragas. Dopo 20 minuti ancora 0-0 il derby Raffadali-Akragas. Fischia Barbuto, parte Arena, la sua palombella, Barbello salva il Raffadali. Indelicato, riparte il Raffadali, contropiede della squadra di casa, va Pasquale Galluzzo contro Morgana, ancora Galluzzo, servito Carioto, Galluzzo, attenzione, lo ferma Vindigni con ottima scelta di tempo e guadagna anche rimessa. Bonaffini, Morgana libero a destra, servito Criniti, 33° minuto, attacca ancora l'Akragas, Morgana. Cross basso, Barbello. Indelicato, Privitera supera agevolmente Bonaffini. Poi Pasquale Galluzzo che punta la porta avversaria. Attenzione a Galluzzo. Galluzzo, la conclusione. Palla fuori di pochissimo. Brivido per l'Akragas. Raffadali vicino al vantaggio. Aprile. Attenzione. Arena contro Scifo che è già munito. Arena entra in aria facilmente. Magia di Arena e poi Barbello si accartoccia e fa su il pallone. Chance importante per l'Akragas. È una bellissima partita. 0-0 il punteggio. Morgana, 38° minuto. Contino, attenzione, chance ancora per l'Akragas. Contino, il cross per Arena. Una magia di Arena. Palla fuori di pochissimo. Sarebbe stato un gol fantastico. Va Gioacchino Privitera, 43° minuto. La palla è lì, Russello di testa. Alta sopra la traversa. Sul pallone Criniti e Arena. Fischia Barbuto, parte Arena.
è uno schema dell'Akragas a letto ancora per Arena in zona tiro. Arena, la conclusione, palla fuori di un niente. Bonaffini per l'Akragas, spinge tantissimo la squadra bianco-azzurra. Arena si accentra il numero 10, ancora Nicola Arena in zona tiro, la conclusione, palla sul fondo. A letto, continuo per Arena, ancora Arena in zona tiro, la conclusione sporcata e poi Barbello si rifugia in calcio d'angolo. Angolo Akragas. Il terzo della partita per i biancoazzurri di Pino Rigoli, il primo della ripresa. Pallone per Arena, uno schema, Arena, la conclusione, Barbello c'è. Virga recupera il pallone, servito Pasquale Galluzzo, batti e ribatti nella metacampo dell'Akragas. Galluzzo riconquista la sfera senza commettere fallo, Galluzzo ci prova, traversa, poi altra chance per il Raffadali, fuori gioco di Virga, che brivido per l'Akragas, ma che conclusione di Pasquale Galluzzo. Arena si accentra il numero 10, ancora Arena, servito Criniti, 11° della ripresa, Criniti, cross in aria, colpo di testa di Pellegrino, Barbello è piazzato e fa su il pallone. Murcana, Pellegrino continua a spingere l'Akragas, cross in aria, la palla è buona per Arena, Barbello. Vindigni per l'Akragas, 15° della ripresa, ancora 0-0, ma è l'Akragas che continua a fare la partita. Vuole ottenere i 3 punti la squadra di Pino Rigoli. Arena, ancora una magia di Nicola Arena, servito Aprile, la conclusione, palla ancora fuori di un niente. Aprile per Arena, 20° della ripresa. Arena contro Sireci, entra in area Arena, cross basso a rimorchio, Scifo, sempre lui, allontana il pallone, altra chance per l'Akragas, a letto, cross in aria, quasi tira in porta, Barbello, sicurissimo, attacca sui guantoni, la palla è sua. Fischia Barbuto, parte Criniti, la palla bella attraversa e poi palla sul fondo. 26° minuto della ripresa, 0-0 tra Raffadali e Akragas, continua ad attaccare la squadra di Pino Rigoli. Attenzione Criniti, strattonato, entra in area Criniti, il tiro, poi salva sulla linea Russello, è rigore Akragas, atterrato Bonaffini, rigore per l'Akragas al 27° minuto del secondo tempo, il fallo del neoentrato Accardi. Barbello contro Arena, parte il numero 10 dell'Akragas, tiro, rete, 1-0 Akragas, esplodono di gioia i tifosi biancoazzurri, si batte la mano sul cuore il numero 10 dell'Akragas e a Raffadali, Akragas 1, Raffadali 0, rigore di Arena. Due in barriera per i biancoazzurri. A bene uno specialista, fischia Barbuto, parte a bene sul primo palo, Russo in calcio d'angolo. Quarto tiro dalla bandierina per il Raffadali, ancora bene, Russo smanaccia il pallone, un'altra ottima parata del portiere dell'Akragas. Pellegrino continua ad attaccare l'Akragas. Arena, stop di petto, tira in porta, palla sul fondo. È uno spettacolo vedere giocare Arena, un giocatore di un'altra categoria. Aprile, il cross del numero 4, continua, poi il colpo di testa di Bonaffini, palla alta sopra la traversa, altra chance importantissima per l'Akragas per chiudere il match. Sireci lo ferma Arena, contropiede Akragas, 41° della ripresa, continuo, si accentra il capitano, ancora continuo, la botta, Barbello fa sul pallone, poi va giù, attenzione, ammonito Arena per simulazione. Bonaffini, Iannello, Barbello intercetta il pallone.
Avanza palla al piede, scivola Galluzzo, attenzione, sbaglia Vindigna e poi salva quasi sulla linea Fallea con Geraldi che stava per pareggiare. Aprile, Vinciguerra punta la porta avversaria, finisce qui la partita. L'Acragas espugna il Comunale di Raffadali e conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato e rafforza il primato in classifica. 15 punti per la squadra di Pino Rigoli. Il Raffadali esce comunque a testa alta dallo scontro con i più quotati avversari. Raffadali 0, Acragas 1, gol sul rigore di Arena al 29esimo del secondo tempo. Da Davide Sardo e da Simone Pietrocostanza è tutto, grazie per l'attenzione e a risentirci.